Ciao a tutti, eccoci alla terza puntata della descrizione del mio cammino di Santiago. Siamo arrivati a Puente la Reina, dove il gruppo praticamente si è ricomposto e dove ho fatto l'incontro con le cicogne, le prime cicogne del cammino. Niente, dormiamo in questo bellissimo albergo del Pellegrino, e la sveglia è sempre alla mattina intorno alle 5. Intorno alle 5 c'è anche qualcuno che ci prepara una colazione finalmente. Non sempre purtroppo succede perché a quell'ora ehm, ci si deve un po' arrangiare. Invece in questo caso c'è Jacob, il padrone, la persona che gestisce l'albergo, che ci prepara una colazione ottima e abbondante. Partiamo tutti insieme. Partiamo tutti insieme, ma come solitamente accade, ci si perde subito dopo. Ci si perde ormai dopo pochi passi. È consuetudine partire sempre tutti insieme per farsi un po' di compagnia, anche perché a quell'ora, 5, 5 e mezza, è ancora buio e quindi insieme ci si può dare una mano per trovare il percorso e per non sbagliare strada. Ma poi alle prime luci ognuno prende il suo passo e ci si dà appuntamento alla tappa successiva. Tappa successiva che è fissata alla, a Villa Maior de Mancardin. Villa Maior de Mancardin. Io cammino questa volta oh, mamma mia, come si chiama? Giovanni, che è sempre quello che ha dormito con me la prima notte a Saint-Jean-Pied-de-Port. Con lui faccio gran parte del cammino. A un certo punto, vicino Viana, incontriamo quella che viene chiamata la Fuente Magica, la fonte magica di Irace, il paese questo si chiama. E perché fonte magica? Perché praticamente da un rubinetto non esce acqua, ma esce vino. Immaginate lo stupore. Da questa fonte magica praticamente attingono i pellegrini vino e non acqua. Una cosa curiosa, eh? È del tutto gratuito perché la cantina che fornisce il vino offre ai pellegrini, offre ai pellegrini il loro vino. Certo, non è un vino di grandissima qualità, ma è pur sempre vino. Tant'è vero che la foto davanti a questa fonte magica è d'obbligo. Io e Giovanni andiamo a tingere un paio di volte, direi, sulla nostra bottiglietta che svuotiamo dell'acqua, ma riempiamo col vino. E poco distante, un bellissimo posticino, un parchetto dove ci sono delle piante e dei tavolini per poter consumare il nostro pranzo. Ci raggiungono, ci raggiungono Alberto e Alessandro. Alberto è sempre quello, il nostro veterano, un ragazzo di Vimercate, che è quello che ha fatto più cammini e conosce molto bene il percorso, e Alessandro che invece è un ragazzo di Rovereto, anche lui che è del gruppo originale, diciamo, è del gruppo che è partito con noi da Saint-Jean-Pied-de-Port. Con loro ci facciamo delle grosse, grasse risate perché diciamo che il vino aiuta, diciamo, aiuta, quindi è proprio divertente, no? Con loro mangiare insieme, bere un po' di vino, brindare al nostro cammino. Solo che poi il problema è ripartire, perché un po' allegrotti si cerca di ripartire alla volta di Villa Maior de Macardì. Ehm, è straordinario perché ehm, insomma non mi era mai successo una cosa del genere, di trovare da una fonte, infatti viene chiamata fonte magica, del vino anziché dell'acqua. Accidenti. E allora andiamo avanti, proseguiamo il nostro cammino, chiaramente si cammina sempre per almeno 6-7 ore consecutive, con la tappa del pranzo ovviamente, e nel primo pomeriggio arriviamo a Villa Maior de Mancardin. A Villa Maior de Mancardin ci sono due alberghi del Pellegrino, che possono ospitare fino a 30-40 pellegrini, non di più.
noi riusciamo a trovare dei posti. Noi riusciamo a trovare dei posti, quindi prendiamo il nostro lettino. Il nostro albergo è gestito da delle persone olandesi. Ecco, sappiate che gli alberghi del Pellegrino sono gestiti generalmente sempre da dei volontari che vengono da tutta Europa, ma anche da tutto il mondo. Ecco, questo albergo del Pellegrino è gestito da degli olandesi. Prendiamo posto. A un certo punto, mentre stiamo facendo il bucato e ci stiamo lavando, eccetera, arrivano anche Jeanette e Daniela. Jeanette è la ragazza che ha fatto con me la seconda tappa, scusate, e Daniela è una ragazza di Brindisi, anche lei è una di quelle che è partita con noi da Saint-Jean-Pied-de-Port. Il problema è che né Jeanette né Daniela riescono a trovare posto perché i posti sono esauriti. E a quel punto dovrebbero fare altri chilometri, altri 5-6 chilometri, dopo averne fatti una trentina, grosso modo, per poter trovare un nuovo posto. Accidenti, diventa veramente dura, imbarazzante anche per tutti quanti. Io sono stracotto e non ce la faccio, non ho neanche il tempo di pensare che cosa si può fare. Quando Giovanni, che ha un cuore d'oro, dice: guardate, un posto lo cedo io, un posto lo cedo io, anzi, scusate, un posto c'era, ma sarebbe mancato il secondo, giusto? Un posto c'era già, ma sarebbe mancato il secondo. E quindi questo voleva dire separare le due ragazze. E separare le due ragazze sarebbe stata molto dura. Allora Giovanni si fa avanti, Giovanni Cuore d'Oro si fa avanti e dice: non c'è problema, adesso mi faccio una doccia e io riparto per la tappa successiva. Non tappa successiva, il posto successivo. Il tempo di fare una telefonata ad Alessandro, Francesca, che è di Mariano Comense, e Daniele, ragazzo di Bassano del Grappa, per chiedere di occupare un posto alla tappa successiva. Loro erano già in viaggio, erano già avanti e quindi sarebbero arrivati prima sul posto e avrebbero prenotato il posto per Giovanni. Io ammiro tantissimo Giovanni per questo gesto che ha fatto, veramente una cosa che non si può dimenticare, di cui non si può dimenticare. Un gesto enorme. Voi pensate che dopo 6-7 ore di cammino uno debba farne ancora magari un paio, un'ora, un'ora e mezza di cammino o forse anche due, sotto il sole pomeridiano, che è quello peggiore che c'è in Spagna, quello più caldo. Ebbene, lui cede il suo posto, lui è un grande amico, tuttora lo sento Giovanni, è di Soncino, tra l'altro provincia di Cremona, e cede il posto a una delle ragazze che farà coppia con l'altra, chiaramente. A questo punto loro hanno il posto e Giovanni prosegue per la tappa successiva. La Villa Major de Mancardin, che è un bellissimo posto, è un altopiano, non altissimo, ma si gode veramente un bellissimo spettacolo vicino alla chiesa, un bellissimo paesaggio. Alberto, che è appunto il nostro veterano, è anche un bravo musicista, imbraccia una chitarra e si mette a suonare per il pubblico presente. Ah, bellissimo. Pensate alle sere d'estate con una persona che prende la chitarra e si mette a cantare, portando allegria anche ai pellegrini che vengono da tutto il mondo. Meraviglioso, meraviglioso, una sera meravigliosa che non dimentico, sia per il gesto di, di Giovanni e sia per quello che ha fatto poi Alberto con la sua chitarra, per la sua performance. Il giorno dopo ci svegliamo presto. Daniela e Jeanette si svegliano mezz'ora prima di me e partono immediatamente. Io parto, non dico in solitudine, ma parto con Alberto e appena usciti fuori dall'albergo ci sono delle telecamere e delle interviste da parte di una televisione olandese. Sta facendo un servizio sul Cammino di Santiago e ci chiede il permesso di poterci filmare e intervistare.
noi chiaramente concediamo senza problemi e dopodiché proseguiamo per il nostro cammino. Anche qui è ancora buio, con Alberto facciamo i primi chilometri, dopodiché ognuno per la sua strada. Ognuno per la sua strada, ma io dopo un po' incontro un ragazzo, il primo incontro spagnolo di uno spagnolo, incontro un ragazzo che si chiama Juan e con lui faccio un paio d'ore di strada. Juan anche lui è una storia straordinaria, una storia meravigliosa, commovente. Lui da anni voleva fare il cammino di Santiago, ma a causa di una malattia dalla moglie invalidante non ha mai osato poter chiedere alla moglie di poter fare questo cammino. Al che la moglie, quasi come preghiera, dice: vai al cammino, tu devi andare al cammino di Santiago, devi vivere questa esperienza. Io starò a casa da sola, anche se non mi potrò muovere. Cercherò di arrangiarmi, cercherò di cavarmela da sola. E allora Juan si porta dietro questa preghiera quotidiana, che Dio possa fargli questo miracolo di poter guarire la sua moglie. Mi ha raccontato che è una malattia che non è stata ben individuata, non è stata ben individuata dai medici, però di sicuro ha bisogno di caldo, ha bisogno di caldo. E allora lui è disposto a trasferirsi, lui è un ragazzo della Navarra, della regione della Navarra, è disposto a trasferirsi dalla Navarra in un paese con il caldo, un gran caldo, per poter agevolare la propria moglie. Tra parentesi, Juan l'ho rivisto qualche anno fa, ecco, e in effetti si è trasferito a Maiorca. Sono andato a trovarlo proprio a Maiorca e diciamo la moglie non sta ancora bene, non riesce ancora a camminare, però diciamo che la salute è stabile, non è peggiorata. Ecco, chiusa la parentesi. Allora, con Juan si stabilisce anche lì, bastano poche parole, no? Degli interessi in comuni, che in questo caso era anche il calcio. Bastano interessi comuni per poter creare un'amicizia quasi indissolubile. Questa è un'altra magia del cammino, no? Due parole, cioè due parole, poche parole, perché Juan è un ragazzo molto, molto, non parla tantissimo, non è molto espansivo, però sento, sento che c'è qualcosa che ci accomuna. E lui, quando ci lasciamo poi sul cammino perché decide di fare una tappa, decide di fermarsi prima, mi chiede il numero di telefono. Mi fa: Angelo, dammi il numero di telefono, magari ci sentiamo in futuro. Infatti così è stato. Ci siamo sentiti, ci siamo anche rivisti. Bene, ecco, quindi la tappa da Villa Maior di Manjardín si chiude a Logrogno. Logrogno è il capoluogo della Navarra, tra l'altro no, della Rioja, mi sembra che sia della Rioja, della regione Rioja, è la regione dove c'è un ottimo vino, buonissimo vino. A Logrogno arrivo da solo, a Logrogno arrivo da solo. So per certo che Giovanni, Alberto e qualcun altro sono a Logrogno, però io anche lì a volte si arriva talmente stanchi morti, che non si perde tempo a cercare l'albergo dell'amico. Allora io prendo il primo albergo del pellegrino e mi piazzo lì. Tanto poi li sentirò per telefono e ci vedremo. Infatti con Alberto, Giovanni, Alessandro, Daniele e Francesca, e poi Jeanette e Daniela, ci si rivede la sera a bere e mangiare qualcosa insieme a un'amica conosciuta nei precedenti cammini di Alberto. Alberto è uno dei personaggi più conosciuti sul Cammino di Santiago, ormai penso che lo conoscano tutti gli alberghi del Pellegrino. E quindi con loro andiamo ad assaggiare questo famoso vino della Rioja spagnolo. E anche qui, ecco, ricordo di aver mangiato anche poco quella sera, quello sì, bevuto bene ma mangiato poco. Andiamo
prendiamo posto nel nostro albergo, ci diamo appuntamento il giorno dopo per la partenza comune. La partenza comune che viene sempre all'alba, verso le 5, 5 e mezza, 6, non più tardi, quando è ancora buio. Foto di rito, noi facevamo, tutte le volte che partivamo facevamo qualche foto, giusto per ricordare quel momento, perché sai, siamo sicuri di vederci oggi, ci siamo oggi, ma domani forse ci saremo persi per sempre. Quindi è sempre bene salutarci con una foto. Niente, dove decidiamo di fermarci stavolta? Decidiamo di fermarci a Siruegna, dopo anche lì 30-35 km di cammino. Andando verso Siruegna, ognuno sempre col suo passo, io mi fermo a Viana, anzi no, prima di Viana c'è Nájera. Nájera non è molto famoso, non è un paese grandissimo, è un paesuccolo piccolo piccolo, però ha questa caratteristica. Prima di entrare in paese c'è un grande muro dove c'è una bellissima poesia di un autore ignoto e dice: Pellegrino, chi ti chiama? Che cosa ti attira alla grande cattedrale? Che cosa? Che cosa ti spinge a fare questo cammino? Che cosa ti porta a respirare polvere, prendere acqua e prendere vento? È bellissima, è una poesia in spagnolo, ma è bellissima. E niente, io faccio qualche foto a questa bellissima poesia che avevo letto solo sulle guide, sulle guide e di cui avevo sentito parlare e proseguo il mio cammino. Il mio cammino è quasi sempre in solitario. Incontro Giovanni, Alberto, sì, Daniele, Francesca e Alessandro lungo il mio cammino. E insieme arriviamo a Siruegna. Siruegna è un posto desolato, non c'è niente, ci saranno 100 anime, ma c'è un bellissimo campo da golf. Probabilmente è un centro residenziale e in agosto non c'era, in luglio non c'è nessuno assolutamente, poi con quel caldo figuriamoci. E prendiamo posto in un albergo del Pellegrino privato. Privato vuol dire che non è né municipale né parrocchiale. Costa forse qualche euro in più, ma non ci interessa, diciamo che il trattamento è un pochino migliore. Abbiamo proprio la padrona dell'albergo che ci tratta in maniera molto bene, cucina per noi, mangiamo benissimo. Tra l'altro fuori c'è una serata spettacolare, io chiedo il permesso di uscire anche fuori orario per poter fare le foto su una collinetta con una luce straordinaria. E qui cosa succede? A Siruegna succede qualcosa di grosso. Allora, io che fino a quel momento avevo pensato di arrivare a León, perché chiaramente 20 giorni sarebbero stati troppo pochi per poter fare tutto il cammino, incontro questo personaggio che si chiama Daniele. Daniele è un ragazzo di 20 anni meno di me, quindi ne ha 30, che vuole fare il cammino di Santiago interamente, avendo gli stessi miei giorni. E mi dice: Angelo, dobbiamo farlo tutto quanto. Io dico: Daniele, guarda che non è possibile, sono troppi chilometri, vorrebbe dire adesso aumentare il passo, accelerare un pochettino, fare più chilometri, camminare di pomeriggio quasi sempre, vuol dire massacrarsi, vuol dire fare una follia, vuol dire fare qualcosa di impensabile. Lui mi dice: Dai Angelo, ce la facciamo, non ti preoccupare, ce la facciamo. Prendi la cartina, prendi le tappe, che adesso ci studiamo il percorso, stabiliamo le tappe di ogni giorno e vedrai che recupereremo il terreno. Accidenti, io dico, è veramente una follia. Vorrebbe dire fare da qui alla fine del percorso più di 40 km al giorno, più di 40, perché fino a quel punto, non avendo preventivato l'arrivo a Santiago, avevamo fatto dai 25 ai 35 km, quindi tutto il terreno perso bisognava recuperarlo. Allora niente, a un certo punto mi vengono in mente le parole di Steve Jobs: stay hungry, stay foolish.
siate affamati e siate folli. In quel momento siamo un po' folli, siamo un po' folli, affamati di arrivare a Santiago e un po' folli perché è un'impresa veramente, accidenti, per me che ho 50 anni, un'impresa impensabile. Stabiliamo con Daniele le tappe e ho detto vada come vada, se ce la faccio bene, se non ce la faccio a un certo punto prenderò il pullman e arriverò a Santiago in pullman. Ok, fine, fine della terza puntata e vi rimando alla prossima. Ciao, un bacio.